Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che non imporrà dazi agli 8 paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. Sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° febbraio, ma Donald Trump ha deciso di metterli in pausa dopo colloqui con il segretario della NATO Mark Rutte a Davos. L'accordo, secondo Trump, andrebbe a vantaggio sia degli Stati Uniti che di tutti gli altri membri della NATO. The deal is going to be put out pretty soon, and we'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. La Casa Bianca ha fatto sapere che i dettagli dell'accordo saranno svelati in seguito, ma Rutte ha detto che la sovranità della Danimarca sulla Groenlandia non è stata discussa. Det at præsidentens ambition jo intakt. Det selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, at vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned, men det får jo ikke den her sag til at gå væk. Fordi det bliver udtrykt jo meget, meget, meget klart, at det er bedre at eje end at lege, og at Danmark ikke kan passe på Grønland. Så udfordringen er der jo stadigvæk. En tænkning omkring territorial integritet, som ikke matcher med de institutioner, vi har. La campagna di Trump sulla Groenlandia ha aperto la più profonda frattura tra Washington e i suoi alleati europei degli ultimi anni.